Il faro di Tresien è uno dei pochi fari che sorge lontano dalla costa. Purtroppo l'abbiamo trovato chiuso e quindi non è stato possibile visitarlo neppure esternamente per vederlo da altre prospettive. Ma la natura ci sorprende sempre. Percorrendo il viale fiorito che porta al faro, abbiamo notato immagini affascinanti nella loro semplicità. Per la notte abbiamo sostato a ridosso della plage de Port-Sgen, dove abbiamo potuto godere di uno spettacolare tramonto. Uno di quei tramonti che ti riempiono il cuore. Stop for a minute instead of running. You've always known that if we stop running, that will be done. I wish you knew how much I wish. Ed eccoci a Port-Spoder, un villaggio di circa 1800 abitanti che si trova sulla costa del paese di Léon, sul Mar di Iroise, confine geografico convenzionale tra la Manica e l'Atlantico. Con un breve percorso a piedi, da Port-Spoder è possibile raggiungere la penisola Presqu'île-Saint-Laurent. La chiesa di Saint-Boudoc si trova poco fuori dalla zona centrale del paese, a 2 passi dall'oceano. Unica chiesa costruita di fronte al mare, ha ancora oggi un'architettura tradizionale bretone e risale al XVI secolo. La chiesa ha 3 navate, con un interessante altare maggiore dove è rappresentato Cristo che tiene un calice nella mano destra e del pane nella mano sinistra. Illustra l'istituzione dell'Eucarestia. L'altare del Rosario, rinascimentale, riccamente decorato, risale probabilmente al XVII secolo. È stato offerto alla chiesa di Port-Spoder dalla Confraternita del Rosario. Molto colorato, questo altare rappresenta al centro la Sacra Famiglia. Tutto intorno, 15 medaglioni simboleggiano i misteri del Rosario. Nella chiesa si trovano numerose bellissime vetrate, tra cui quella del battesimo di Gesù nel Giordano, posta dietro il battistero. L'organo, realizzato da Jean-François Dupont, è stato installato nel 1986. Il campanile è originale. Si tratta di una massiccia torre quadrata per metà inglobata nell'edificio. La torre a 2 piani è in gran parte traforata per ospitare le campane. I suoi angoli sono decorati con pinnacoli. Una guglia di pietra armonizza il tutto. Dalla piazza della chiesa si possono vedere case con le tipiche finestre blu, il Mar di Iroise e il faro. Stiamo andando a Presqu'île-Saint-Laurent, un isolotto collegato. Quasi isola, per cui è Sì. quasi isola. Quasi isola, infatti, è collegato a Port-Spoder da una lingua di terra, per cui si può andare senza bisogno della barca. Vediamo, dovremmo trovare un bel po' di luoghi naturali da fotografare e poi ci avvieremo a visitare un po' di cappelle, perlomeno 1 o 2. Ed ecco il faro Chenal du Four visto da Presqu'île-Saint-Laurent. Questo faro contribuisce a rendere sicura la navigazione tra l'Atlantico e il Canale della Manica. Una passeggiata piacevole a Presqu'île-Saint-Laurent,
tra brughiera, rocce e mare. La cappella di Sant'Ursal, o Sant'Orsola, è stata fondata dai signori di Kermenù nel 1639. L'ambiente circostante la cappella si potrebbe definire terra di leggende. Una tra queste riguarda la fontana, ristrutturata nel XIX-XX secolo. Un tempo fu oggetto di intensa venerazione. Bere la sua acqua invocando Sant'Ursal aveva la virtù di aiutare a trovare marito o moglie, mentre le madri immergevano i propri figli nella piscina 3 volte per far avanzare l'età del primo passo. Venivano anche i contadini e facendo 3 giri intorno alla cappella si assicuravano un buon raccolto. Le mogli dei marinai invocavano la santa per il ritorno dei mariti. La cappella dedicata a Saint-Léonard fu edificata nel XVI secolo. Situata a 3 chilometri a sud-est dal villaggio di Port-Spoder, fu ristrutturata nel 1729. Catturano la nostra attenzione il bel soffitto di travi a vista e un'interessante croce lignea dietro l'altare. Apprezzabili anche le vetrate colorate. Molto singolare la croce nel giardino, che rappresenta insieme le 2 figure religiose più importanti della cristianità, da una parte Gesù, dall'altra Maria, la Madre. Hold me tight, don't let go, but I don't think I'm ready for love. No, I've tried to let go, but I don't think I'm ready for love, but I need. Percorrendo la splendida strada panoramica che costeggia l'oceano, siamo arrivati alla cappella di Saint-Sampson. Tonight I need you. La piccola cappella di Saint-Sampson si trova sulla strada turistica nel comune di Landouvet, sulla costa nord di Finisterre. Di fianco una croce di granito che insieme alla cappella si affaccia solitaria sul mare, inserita in una splendida cornice. Questo luogo di pace, così spesso fotografato, invita al sogno e alla contemplazione. Questa cappella è stata costruita nel 1785 sostituendone una più antica. Sembra fosse tradizionalmente un luogo da visitare per un cosiddetto perdono del mare. L'interno della cappella è molto sobrio. But I need you, need you, oh you. Una fonte, visibile lungo il sentiero costiero, attesta la presenza di culto in questo sito. Ancora oggi si ritiene che l'acqua sorgiva curi i reumatismi e le malattie degli occhi.